Migliaia e migliaia, un fiume, gli alpini dell'Ana Montegrappa di Bassano, seguiti dalle sezioni di Barostica e Asiago, che oggi non sono voluti mancare all'appuntamento più atteso, l'annuale adunata nazionale alpina che a Trento ha festeggiato la sua 91esima edizione. I sindaci dei nostri paesi, gli esponenti politici locali che hanno sfilato orgogliosi accanto alle nostre penne nere. Tante emozioni, come anche hanno dimostrato i vostri SMS inviati durante la lunga diretta di Rete Veneta che ha portato nelle vostre case questo evento. E tanti volti noti, parenti, amici, conoscenti che hanno sfilato orgogliosi per le vie di Trento, certi di portare alta una bandiera fatta di ideali, di principi, di esempio per le generazioni future, oggi come un tempo. Toccante il passaggio di Riccardo Cerantola, l'alpino di Cartigliano affetto da SLA, che anche quest'anno, simbolo di forza e tenacia, ha voluto essere presente allo sfilamento. A scendere dal palco per salutarlo ufficialmente e ringraziarlo della sua presenza anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Alpini si resta sempre, non c'è vergogna, non c'è clac. A sfilare anche la penna nera 99enne bassanese Pietro Piotto, che lo ricorderete avevamo incontrato in settimana pochi giorni prima della partenza. E l'arrivederci l'anno prossimo a Milano.